Questa è un'iniziativa importante che conferma il ruolo di presidio ambientale svolto dalle regioni e in quanto ai supposti vantaggi che deriverebbero dalle estrazioni e da una sorta di illusoria autonomia, diciamo, sul piano energetico, è bene dire che nessuna royalties sarebbe in grado di compensare i danni che deriverebbero dalla subsidenza, poiché è provato scientificamente, questo è stato provato soprattutto in Polesine e nelle Ravennate, che c'è una connessione diretta tra la subsidenza e le trivellazioni e l'estrazione di gas. Basta pensare che dopo la chiusura degli ultimi pozzi metaniferi degli anni 50 sono stati spesi 700 milioni di euro per sistemare tutta la bonifica e 3.300 milioni per sistemare gli argini dei fiumi e mettere in sicurezza quelle aree. Siamo assolutamente contrari a questo tipo di iniziative senza appunto verifiche ambientali fatte in maniera chiara, precisa, ma soprattutto preliminare e non post trivellazioni. Soprattutto poi per noi questa è una battaglia anche sulle competenze, sulle deleghe, sulle nostre prerogative che sono state lese da uno Stato che non ha voluto sentire ragioni delle autonomie locali. Quindi per noi diventa anche una battaglia appunto sul ruolo delle regioni e su chi invece viene a interferire, specialmente dal punto di vista ambientale, in luoghi delicati e in situazioni molto particolari. La scadenza del 30 settembre è stata fatta proprio appunto il deposito per arrivare a febbraio con la consulta che deciderà l'ammissione o meno di referendum per andare al voto già la prossima primavera.